Nel 2010 Roberta, uccisa con 63 coltellate dall'ex. A fine settembre un operaio romeno ha coltellato a morte la compagna Lilia nel salotto di casa. Ora altri 2 morti a Spinea, accoltellati nella casa di Via Leopardi. In pratica in questo territorio è il terzo femminicidio. Ci sono poche parole da dire se non un grande cordoglio per la famiglia e per le ragazze, la famiglia in senso generale, ma c'è molto da fare, io credo, più che da dire. Penso che sia arrivato il momento di fare qualcosina. Azioni pratiche, iniziative di solidarietà e per diffondere una cultura che fermi questa spirale di violenza. Di riconoscere che assolutamente la società ha bisogno di oserei dire quasi un'indirizzata, però evidentemente una criticità che va messa in rilievo e bisogna avere degli strumenti corretti per poter essere operativi e attuarsi. Il Codice Rosso è già stato, diciamo, un indirizzo importante, ma evidentemente magari ha delle criticità che non è quella di questo caso, che ha dei limiti che poi si manifestano con questi atti tragici. Nel caso specifico di Vera, si tratta di una famiglia che il sindaco non conosceva direttamente. Non la conoscevo e direi fortunatamente, non tanto per il fatto che è accaduto, ma piuttosto perché era una famiglia ordinaria, con le sue, diciamo, difficoltà, con tutte quelle che sono le questioni più che altro familiari, e quindi non era nota. Un momento difficile per il territorio, i segnali c'erano, le difficoltà di relazioni causate dalla pandemia e poi la crisi economica. Ora purtroppo i nodi vengono al pettine. Un secondo episodio ravvicinato, un terzo se riconduciamo anche a 12 anni fa con Roberta. E effettivamente, insomma, comincia a pesare questo patrimonio, specialmente per la città, che credo che non sia riconducibile poi al territorio in sé.